Amici bellini, il calciomercato è finito e io sono esausto di parlare della condizione del casino che hanno fatto ieri. Abbiamo fatto una live, la gente continua a dire fake news, mi hanno soprannominato hashtag fake news, ma vi spiego tutto, cominciamo. Prima di tutto dobbiamo farci aiutare da OneFootball e la metto qua, capito, col green screen che cambia improvvisamente questa cosa qua, perché sono così tante le notizie che se non ti fai aiutare da un'app, ma chi sei e come fai a saperle tutte? Quindi giusto per fare un recap di quello che è successo nel calciomercato, alcune cose molto positive, altre meno per quanto riguarda il Napoli. Ma prima di parlare di questo, fatemi ringraziare, ma veramente, ma seriamente, l'amico Lino Pailo e la sua bellissima fidanzata. Guardate come sono belli. Cioè, ditemi voi se non li devo mandare un bacio, li devo mandare un bacio per il loro supporto infinito. Sono bellissimi. E il ringraziamento va esteso a tutti voi, bellissimi, non bellini, bellissimi che avete partecipato alla live di Neschio. Ovviamente era complicato per loro rispondere a tutti, per me leggere tutti i messaggi, perché, beato lui, 100.000 complimenti a Neschio, quindi vuol dire che la live era piena zeppa di gente e le domande uscivano fuori solo se facevano la donazione, cosa che ovviamente bisogna anche dare soddisfazione. Ma comunque, grazie per il vostro supporto, io ho fatto il possibile. È complicato ricevere attacchi a destra e a sinistra, no? Perché poi loro ricevono, faccio l'esempio dello Juventino, che poverino non è nemmeno colpa sua, è che loro ricevono una narrativa sbagliata, fatta anche di notizie false, e la portano avanti per dimostrare che è sempre colpa nostra, eccetera, eccetera. Io quello che ho potuto smentire l'ho smentito, altre cose al momento io non avevo nemmeno i dati sotto mano. Se mi dicevano che, ad esempio, Zielinski lo sapevano già e dovevano già mandare la cosa, ma se poi le notizie che escono dicono che la positività di Zielinski si è saputa quando loro erano già a casa, allora quale bolla? Cosa isoli che già è isolato? Semplicemente il giorno dopo non va. Idem con Elmas, quindi le notizie si sono rincorse, ognuno ha fatto la corsa alla notizia più clamorosa. Non è vero che l'ASL ha fermato il Napoli, falso, era vero. Oppure De Laurentiis ha premuto, ha fatto pressione sull'ASL per essere fermato. Una roba fantasiosissima. Anche questo smentito dall'ASL proprio sulla radio ufficiale. Quindi una serie di cose fake, proprio sbagliate volontariamente, le bugie da mettere in giro. L'unica cosa, sto rivedendo un pochino Piccinini nella sua domanda, l'ha messo un po' in difficoltà il signor Agnelli, che invece dice cose anche abbastanza gravi, no? Quando lui dice no, noi saremmo partiti lo stesso, e fai un reato, non si può fare. E loro poi dice no, ma noi non ci avrebbero fermato perché noi rispettiamo i protocolli, evidentemente il Napoli che non li ha rispettati, e allora parte l'inchiesta, e quando l'inchiesta viene confermata e si decide che no, il Napoli ha visto i positivi e non li ha messi nella bolla, poi per quale motivo? Per infettarli tutti quanti? Vabbè, se le indagini poi portano a questo, allora facciamo una chiavica De Laurentiis, perché lo sapete che su questo canale De Laurentiis io non lo risparmio. Se merita una cosa la merita e gliene diciamo 4. Noi non difendiamo proprio De Laurentiis niente, ma l'attacco a prescindere no. L'attacco a prescindere non ci piace. Milik perché va in Polonia? Milik non era convocato, non si è allenato con Napoli. La primavera si allena a Marano. Insomma, ci sono una serie di cose nei dettagli. Se uno vivesse 24 ore, se io fossi Massimo Ugolini probabilmente, o Modugno, che vivono 24 ore su 24 a Castelvolturno, potrei rispondere di tutto. Visto che faccio lo youtuber così a tempo perso, mi arrivano certe notizie e poi le scopro anche in corso d'opera, quindi non potevo smentirle proprio tutte, però si farà chiarezza. E questo 3-0 pare che non sia nemmeno definitivamente non è detto che arrivi per forza, questo dovremmo vederlo, c'è il precedente, c'è la cosa, ma si è stabilito ovviamente che il Ministero della Salute regola le leggi del calcio, cioè nel senso, se loro dicono una cosa il protocollo del calcio non vale quello del Ministero della Salute e vale quello locale più di quello nazionale. Quindi queste sono le cose che sappiamo. Poi chiudiamo questo discorso e parliamo e facciamo un pochino di
di voti sul mercato del Napoli, analizziamo quelli che sono stati gli acquisti, le cessioni, le mancate cessioni e ditemi voi che ne pensate, perché io ho una buona sensazione. Daremo uno sguardo anche un attimo alle altre squadre, veloce, però sul Napoli io di primo acchitto dico bene aver confermato i portieri perché sono tutti forti. Si dice un gran bene anche di Nikita Contini come terzo. Tra Ospina e Meret, ragazzi, c'è sempre il dualismo, però sono due che ti garantiscono dei buoni rendimenti finora, quindi se loro non si lamentano e non piangono e non si viene il mal di pancia, bene averli garantiti e aver trattenuto Meret. Vendere Meret sarebbe stato una follia. Per quanto riguarda la difesa, grande felicità nell'aver trattenuto Koulibaly ancora un anno. Non voglio pensare che se ne vada a gennaio, non avrebbe senso, però aver trattenuto Koulibaly mi fa rimpiangere meno Gabriel, vuol dire che c'era questo, non si è affondato verso certi acquisti perché Koulibaly è rimasto, lo stesso Maksimovic è rimasto, è arrivato Ramani, viene confermato Manolas, Luperto va al Crotone, se non sbaglio, ed è giusto così, e quindi i 4 centrali sono ottimi 4 centrali. Ovviamente nessuno è all'altezza di Koulibaly per quanto riguarda l'impostazione, però Maksimovic può aiutare Manolas in caso venisse a mancare ogni tanto K2 e Ramani lo dobbiamo vedere all'opera, però è un ottimo rincalzo. Per quanto riguarda i terzini, resta Yusai in rosa, ma qui a questo punto credo sia diciamo fuori dalle liste per un fatto numerico, però Di Lorenzo, Yusai, Mario Rui, Yusai, perché non credo che Gulam, però Gulam è entrato, quindi magari ne hai uno in più, Mario Rui, Gulam, Di Lorenzo, Yusai, con Yusai che può andare anche a sinistra e Marquis in questo caso resta fuori. Un peccato perché Marquis secondo me ha molte buone potenzialità, però Gattuso evidentemente si fida di più di Yusai e non credo abbia proprio tutti i torti alla ricerca del famoso equilibrio. La cosa bella della live con Neschio è che quando mi facevano le domande mi dicevano voglio sapere tatticamente che ne pensa Caffè Napoli. Questa è una piccola soddisfazione personale, lasciatemi divertire, mi piace questa cosa qua. Passando poi al centrocampo, per la prima volta, non me lo ricordo a livello in memoria, il Napoli fa un colpo last minute di grande spessore, ma di grande spessore. Non parliamo di un Grassi o di un Regini che a tutti piace ricordare perché sono le scartine, parliamo di Bakayoko, parliamo di uno che è grosso, parliamo di uno che ti può fare schermo, di uno che ha la fisicità e di uno che era cercato dal Milan. A me piace pure per questo che tu, se sei stato in grado, meglio, di superare la concorrenza del Milan, molto bene, vuol dire che ti sei saputo muovere bene e pare anche che risparmi qualcosina sull'ingaggio col prestito, poi mi devo informare, però anzi fatemelo sapere voi nei commenti che siete più informati di me, però la mia opinione è che è un ottimo acquisto e che può aiutare, oltretutto, sesto centrocampista Bakayoko salirà nelle gerarchie, io credo che è un potenziale titolare. Gattuso lo conosce molto bene, sa cosa gli può dare. Bakayoko Fabian, se giochi a 2? Ebbene sì ragazzi, perché no? E dai più sfogo ai trequartisti, visto che ci puoi spostare un Elmas da quella parte, lo stesso Zielinski può giocare sulla tre quarti, quando guariscono. Auguri di pronta guarigione, perché noi in tutto questo facciamo tutti i discorsi politici, doveva, non doveva, o Covid, cioè rendiamoci pure conto che dobbiamo pure starci un momento attenti. Boca è ancora positivo, cioè rendiamoci pure conto. È ovvio che magari persone, atleti e gente che sta bene col sistema immunitario non ne soffrirà, però auguri di pronta guarigione, diciamo. Va bene confermare Demme, era una follia parlare di Demme fuori, era stata appena comprata Demme e Lobot, sono degli acquisti che li devi considerare che erano un'emergenza che dovevi fare così, ma sono stati comunque pagati un bel po' di soldi, quindi ritorneranno utili. Ricordiamoci i 5 cambi, ricordiamoci l'Europa League, giocheranno tutti, quindi ottimo quello che si è fatto a centrocampo per quanto mi riguarda. Tre quarti e attacco, anche bene, ci siamo liberati di Younes, ci siamo liberati di Younas, ci siamo confermati Mertens, Politano, Lozano specialmente,
per tutta l'estate che si fa, si manda in prestito, no, confermato, va bene, confermato Insigne, cosa succede? Resta Milik, ha rifiutato tutte le altre, le ultime offerte, la Fiorentina, le cose, e anche Llorente. Ora questi due, visto che manca ancora un pochino la mezzanotte, poi non lo so adesso quando posterò questo video, comunque ci sono possibilità leggere di Inghilterra, di Spagna ancora, però a quanto pare preferiscono scaldare la tribuna, stanno buono a Napoli, ma figurati, secondo me Milik avrà pensato, ma io sto pure qua, il meteo è ottimo, ma io me ne vado in barca, ma che me ne frega. Ci sono giocatori così, che hanno un talento e potrebbero fare carriere straordinarie, ma dicono, ma io, sai che ti dico, un paio di ville in Polonia me le sarò comprate, ho case sparse per Napoli, per dove, magari in Olanda, non lo so. Voglio una mia fa modello. Chi sta meglio? Non hanno nemmeno la velleità, ma non tutti i giocatori sono innamorati del calcio come lo siamo noi, sappiatelo. Quindi va bene anche così per lui. E va niente, non mi sento nemmeno triste più di tanto. Scalda la panchina, scalda la tribuna, magari Llorente in qualche scampo potrebbe tornare utile come riserva in caso di qualche squalifica. Mertens può giocarsela anche con Insigne sull'esterno e quindi magari da tre quarti ti puoi giostrare lo stesso Petagna giocando un po' più indietro, anche se è una prima punta. Quindi la prima punta è Osimhen, Petagna, e c'hai pure un terzo Llorente se proprio non vuoi usare Mertens là, perché Mertens abbiamo visto che ha le qualità per fare il sottopunta, per fare il sinistro o per fare anche il destro come fa in nazionale. Io credo che da New York Valerio Fluido è tutto, perché siamo oltre il minutaggio necessario di YouTube, non voglio farvi la palla. Va bene così, e le altre squadre, sapete che vi dico, non le seguiamo proprio, le seguiremo in corso d'opera, quando le affronteremo. Si cita solamente l'Inter perché si sono imbottiti di campioni, di nomi di vecchia guardia, e altre cose non si dice. Callejon fa male vederlo con la maglia della Fiorentina, però vuol dire che noi stiamo guardando avanti e gli altri guardano indietro quando tu cedi Chiesa per poche lire e poi dopo il prestito e poi dopo diventa diritto per forza, obbligo di riscatto tra 6 anni. Ma non lo so, se tu sei un tifoso della Fiorentina, che cosa ne pensi? Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi, e se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solido, non mi ricordo.